Il santuario della Madonna delle Grazie venne fondato intorno alla metà del 300 tra le colline di Colbertaldo, nel comune di Vidor. La sua collocazione accanto al torrente Teva è particolarmente suggestiva, così lontana dalle rumorose vie di comunicazione da regalare al visitatore la forte sensazione di trovarsi in un luogo senza tempo. I suoi fondatori sono stati i servi di Maria, arrivati dal convento di Santa Caterina in Treviso per sfuggire alla devastante epidemia di peste nera. Probabilmente in questo luogo esisteva già una piccola basilica o una nicchia dedicata alla Madonna, alla quale i pochi monaci in pena chiesero la salvezza loro e quella gente dei villaggi intorno. In seguito a queste preghiere, nessuno degli abitanti di San Giovanni, Bigolino e Colbertaldo morì di peste. Attualmente il complesso è costituito dalla chiesa e da altri edifici adiacenti che si sono sviluppati nel corso degli anni sulla base dell'antico monastero. La chiesa ha l'entrata a ovest ed è costituita da un unico ambiente che fonde insieme armonia, bellezza e spiritualità. È ornata alle pareti da numerosi ex voto, donati dai fedeli di oggi e di ieri. Dietro l'altare risalta l'immagine miracolosa e taumaturgica della Madonna con il bambino e Annunciazione, collocata entro una nicchia con cornice a stucco settecentesca, cuore del santuario. I volti sono puri e rapiti nell'estasi della preghiera, mentre il bambino Gesù tiene lo sguardo tra le pagine del libro che ha tra le mani. L'opera risale all'ultimo quarto del XV secolo ed è stata realizzata da un ignoto pittore locale che, attingendo ai repertori tardogotici dei Vivarini, usò per la sua composizione colori dei toni caldi, dall'ocra al rosso mattone, che richiamano quelli della terra circostante. Il suo fascino è rilevante, il suo messaggio coinvolgente e, nonostante il passare degli anni, si trova tuttora in buono stato di conservazione. Dalla primavera all'autunno il parroco di Colbertaldo celebra ogni domenica la messa, alla quale accorrono ancora oggi numerosi fedeli, che giungono dai vari paesi con la stessa intensa devozione di tanti anni fa.